Quali devono essere le qualità di un buon presidente? Per primo onestà, per secondo amore per la patria e dopo tutto il resto viene. Lei ha già scelto per chi votare? Sì, purtroppo una persona che corrisponde in pieno a quelle due qualità fatica a trovare, così scegliamo quello che crediamo meglio. Lei ha scelto già per chi votare? Sì, perché siamo tutti, vogliamo bene la nostra patria, vogliamo libertà, vogliamo essere a casa, non è qui in Italia, vogliamo vedere i nostri figli e i nostri nipoti, meglio per noi stare a casa come stare qui. Qui al consolato ucraino sono esposte le liste dei circa 8.200 ucraini chiamati al voto. E questi sono i 21 candidati, con fotografie e programma. Будь ласка, ще раз прошу дуже сильно. Deve avere la mentalità aperta. La persona deve essere onesta, la persona che sa comunicare con ogni tipo di persone, con tutto il mondo e prima di tutto sapere ascoltare il popolo suo. Per Poroshenko. Deve essere onesto il nostro presidente. È importante. Devo cambiare leggi, devo fare leggi per giovani, per anziani, per tutti, devo tutto cambiare. Da queste elezioni speriamo tanto, c'è grande speranza. Per quale motivo questa raccolta di denaro? Per l'esercito ucraino, specialmente per quelli i militari che sono usciti da Crimea e a quali non hanno ridato gli armi. Noi vogliamo aiutarli a comprare radio, telefoni e altre cose per poter difendere la nostra patria. Innanzitutto deve essere il presidente che vuole indipendenza del nostro paese, indipendenza da Russia e da tutti. Innanzitutto da fratello maggiore, stare lontano.